Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con questa puntata prettamente pasquale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una veste totalmente diversa rispetto alla normale quotidiana puntata settimanale. Siamo in diretta da Catania, avremo due ospiti all'interno della puntata odierna e vi anticipo anche che un po' la scaletta è totalmente sconvolta rispetto appunto alle normali puntate della trasmissione che parla prettamente di calcio dilettantistico. Oggi avremo modo di parlare anche di calcio dilettantistico, ma anche e soprattutto di calcio giovanile, che è un po' il fiore all'occhiello dell'intera nostra trasmissione. Una puntata come del resto tutte le altre puntate in onda in diretta alle 19 su Video Mediterraneo canale 11, siamo in replica anche 30 minuti dopo la mezzanotte della stessa domenica e siamo in replica anche sul canale SAT di Mediterraneo, canale 605, il lunedì alle 21:30, quindi giorno di Pasquetta, ed il martedì alle 18. Abbiamo un'ulteriore replica su Mediterraneo News, canale 694, il lunedì alle 14, da non dimenticare la possibilità di vederci in streaming anche su videomediterraneo.it e se per caso vi perdete questa puntata la potete anche rivedere sulla pagina Facebook appunto di Penalty. Come ho anticipato, oggi pochissimi risultati, avremo soltanto il quadro realizzato dai nostri due commentatori ufficiali, ovvero Mario Cardone e Alessio Patti, su quello che è l'andamento attuale dei campionati dilettantistici, per cui oggi, sconvolgendo appunto la scaletta, avremo modo di chiacchierare con i nostri due ospiti. Il primo ospite che è venuto a trovarci qui nella sede di Catania è Nino Cannavò, uomo di sport, sottolineerei, giusto Nino? Sport, sì. Tanti anni di gavetta relativa, perché insomma sei stato con parecchie società, hai vissuto da vicino anche il boom dell'Atletico Catania, ma non solo, ma in generale quello che è stato anche il movimento giovanile degli anni 80 e degli anni 90 nella nostra città. Sì, ma io ho cominciato a fare sport, però quando ero ragazzino io facevo la maratona col centro sportivo italiano. Addirittura, questo non lo sapevo. Sono stato campione provinciale e regionale su strada e su pista. Bene. E poi ho smesso. Insomma, amante dello sport in genere. Amante dello sport in genere. E poi ho cominciato a fare calcio da dirigente a Roma con alcune società della Roma, poi ci fu l'Atletico Catania, che tu ne sai qualche cosa. Ne so qualcosa, perché in prima persona. Mi permetti di dire una cosa che forse non sa nessuno perché ti conoscono come presentatore, ma tu sei un grande allenatore. Troppo buono, gentile. Sei stato un grande allenatore, tu hai portato, allora, quando avevi gli allievi con l'Atletico hai vinto 2 anni di seguito il titolo regionale. Sì, non mi posso lamentare. La Juniores è stata il numero uno all'occhiello. Insomma, un'esperienza positiva, adesso non incensiamo troppo. Non so perché hai abbandonato, no? Ma c'è la grande passione del calcio che continua, però adesso mi piace raccontarla perché quello che mi maniera, entusiasmava, la storia del calcio. chiedo scusa se la interrompo, egregio signor presentatore, ci mancherebbe. Quello che mi entusiasmava in te sì? era che hai creato allora con la Juniores un gruppo, erano 22 ragazzi, erano tutti titolari, io credo che il gruppo sia fondamentale, no, per l'andamento di serietà, di una buona stagione. Quando ci portavamo il pullman da un posto all'altro, facevi i test per vedere le mosse. Ogni allenatore ha un suo stile. Ma oggi non lo fa nessuno questo qui, oggi ci sono, appunto, parliamo di calcio giovanile, non è che non voglio offendere a nessuno, ma tranne qualcuno 3 o 4, non so com'è che facciano gli allenatori, perché puoi fare gli allenatori nel settore giovanile e mi puoi confermare. È difficilissimo perché non è soltanto, gli schemi eccetera, è un educatore, è tenere tutto il gruppo unito. C'è qualche giovane allenatore che io conosco nella nostra provincia che sono un tutt'uno, lui, tutti e 22 ragazzi sono tutti un tutt'uno. Comunque stai anticipando la prossima domanda, perché dei settori giovanili parleremo dopo, però prima di andare a vedere il quadro completo del campionato interregionale di eccellenza curato da Mario Cardone, io la domanda a bruciapelo te la devo fare. Sai benissimo cosa è successo qualche settimana fa, soprattutto qui nella provincia di Ragusa, gli scontri tra il primo e il secondo tempo tra
il Città di Vittoria e soprattutto in questo caso una squadra catanese, il Paternò. Tanti contusi, gente all'ospedale, insomma è una cosa che va condannata in maniera forte e decisa probabilmente. Ettore, non è questione, questo non è calcio, questo non è il calcio, ormai non si può più chiamare questo sport. Come chiami tu sport cose di questo genere? È vero. Battaglie dappertutto ci sono. Questa violenza c'era anche molti anni fa, sì, anche nei settori giovanili. Sì, ogni vero, domenica e tu hai collaborato hai collaborato anche con la collaborazione della Gazzetta, sì, della Sicilia, del Giornale di Sicilia. Abbiamo fatto delle vere e proprie campagne pro sport. E non abbiamo fatto una campagna, una campagna contro la violenza nel settore giovanile, per dire finiva a lite, in ogni partita c'era una lite. Ma non credi che la FIGC potrebbe e dovrebbe fare ma qualcosa? La FIGC, io non voglio offendere nessuno della FIGC, ma sai cosa ti rispondono? Noi siamo un'associazione di servizi. Qualsiasi cosa non se ne può lavare le mani così facilmente, però credo, non so se sei d'accordo. Se ne lavano le mani. Se ne lavano le mani. Va bene, ok, allora a questo punto parola a Mario Cardone con il quadro completo del campionato CND e dei 2 gironi di eccellenza. Buonasera Ettore, buonasera amici di Penalty, il calcio dilettantistico si ferma, noi di Penalty no, perché è necessario fare un riepilogo in vista dell'ultima giornata dei diversi campionati che si stanno disputando. Per adesso ci occupiamo dei campionati di eccellenza partendo dalla A, che ha il privilegio di essere la prima lettera dell'alfabeto. Eccellenza Girone A. Per quanto riguarda la cavalcata playoff è stato deciso tutto o quasi nel derby di Casteltermini. Stiamo parlando della partita tra Atletico Campofranco e Mussomeli che si è giocata settimana scorsa ed è finita 2-2. Il Campofranco aveva un vantaggio importante, quello dei punti, ne aveva di più, uno in più rispetto al Mussomeli e non è riuscito a vincere, anzi è riuscito a incassare 2 gol da un Mussomeli, terzo peggior attacco di tutto il campionato, che ha segnato meno di un gol di media a partita e per una squadra che gravita nelle prime 7 posizioni è un fatto abbastanza inusuale, quindi del perché il Mussomeli non sia riuscito a ottenere i playoff abbiamo già una risposta ben chiara. Per l'Atletico Campofranco non possiamo fare altro che sottolineare questa mancanza nel momento decisivo della stagione. Cosa dovrà fare il Mazara per mantenere la finale in questi playoff? Dovrà vincere come ha sempre fatto nella partita contro Parmonval che è rimasto fuori dai playoff dopo la straordinaria cavalcata dell'anno scorso che si era conclusa soltanto nel girone nazionale, la sconfitta contro la Fidelis-Andria. Nella parte inferiore della classifica invece Ettore la situazione è straordinariamente complessa e interessante, partite caldissime nel prossimo weekend, in quanto si giocherà la partita tra Dattilo e San Giovanni Gemini, e a questo punto invoco la classifica per darmi una mano, e poi quella tra Camarat e Paceco. Cosa succede? Che in questo momento sono salve sia Paceco che San Giovanni Gemini, il Dattilo Noir però vincendo lo scontro diretto con San Giovanni Gemini potrebbe salvarsi direttamente senza passare dai play-out. Che cosa succede? Che il San Giovanni Gemini però allo stesso tempo è l'unica squadra che, se vogliamo, anche se poi nel calcio non è mai così, può permettersi di perdere, perché se Paceco batte Camarat, che succede? Che il Camarat rimane a 10 punti di distacco da San Giovanni Gemini, si giocherebbe soltanto un turno di play-out con Camarat direttamente retrocessa. Quindi partita fondamentale per questa squadra. Adesso cambiamo pagina e giriamo foglio, perché adesso ci occupiamo del campionato di eccellenza Girone B. Quanto è stato interessante non ve lo dico neanche, perché l'eccellenza ha goduto di un dualismo straordinario tra Siracusa e Scordia, che si è deciso, forse parzialmente, e domenica prossima sapremo il responso, il dualismo tra Siracusa e Scordia. Il Siracusa ha perso il suo primato dopo 15 settimane consecutive. Bisogna essere primi alla fine, come si dice, quindi non conta niente quello che è stato fatto prima. Ad ogni modo, adesso lo Scordia giocherà contro l'Igea Virtus. Se prima l'Igea Virtus aveva in mano il suo destino, adesso non è più così, perché l'Igea Virtus da un lato potrebbe sì battere lo Scordia, ma dall'altro dovrebbe sperare in una sconfitta del Siracusa, una sconfitta interna contro la San Pio X. Il fatto che l'Igea Virtus abbia perso il match importantissimo proprio in casa della San Pio, che cosa ci dice? Ci dice 2 cose, appunto, che l'Igea purtroppo in questo momento è fuori dai playoff e ci dispiace per tutti i tifosi barcellonesi, ma allo stesso tempo ci dice che ci sono squadre in questi campionati, e ci fa veramente tantissimo
grandissimo piacere che nonostante le classifiche siano già decise, giocano al massimo delle loro potenzialità, e non dite che è una cosa normale, perché non lo è sempre né in questi campionati né in quelli dei professionisti. Procedendo verso il basso e completando il nostro discorso circa la griglia dei play-out, noi in questo momento abbiamo Città di Messina, Modica, Vittoria e Rosolini. Secondo me però, se dovesse, con Paternò e Giarre salvi, attenzione, complimenti anche ai mister di queste squadre e a chi ha collaborato per il raggiungimento di questo risultato, se dovesse rimanere così la classifica, il Messina giocherebbe contro il Rosolini e il Modica con il Vittoria. Secondo me, nonostante in teoria il Modica sia appunto più basso in classifica, quindi con una situazione peggiore, comunque avrebbe secondo me un accoppiamento migliore, perché il Vittoria in questo momento è più in difficoltà del Rosolini. Il Vittoria è costretto ad arruolare giocatori in settimana dopo settimana, e mancano 90 minuti al termine del campionato. Perciò questa è la situazione dei gironi. Adesso Ettore ti restituisco la linea, perché ci sono tante cose di cui parlare. Grazie a Mario Cardone per il quadro completo con schermate dei 2 gironi di eccellenza e del campionato CND che vede l'Acragas sempre in vetta. Parliamo adesso di settore giovanile, no? Abbiamo detto in apertura che avevi già anticipato qualche cosa, però adesso entriamo nello specifico. Moltissime sono le società che puntano sui settori giovanili, forse ancora troppo poco, perché si dovrebbe e si potrebbe fare molto di più, sia per quanto riguarda il settore tecnico, che anche proprio in sé per sé la nascita di tante società che mirino proprio in maniera chiara e diretta solo ai settori giovanili. Sì, hai perfettamente ragione, ma quello che dici tu, non voglio fare polemica, non si può fare qua. Prima di tutto abbiamo sempre da anni il problema dei campi. È vero, increscioso e non vedo il continuo. motivo se senza campi sufficienti come si fa a svolgere questa attività? Numero uno. Poi c'è un altro fatto anche. Molti sono società così nate in modo approssimativo, non c'è professionalità. Io non so a che cosa serve fare calcio, perché se io faccio calcio per fare divertire i ragazzi, posso fare calcio per fare divertire i ragazzi, eccetera. Lo si può fare anche in piazza a quel punto. Si punto. può fare in piazza, posso fare col centro sportivo italiano, con altre cose, ma fare calcio federale organizzato in modo indecente, direi, perché non ci sono, è inutile dire, la maggior parte degli allenatori non sono preparati in modo completo, perché come dicevamo poco fa, l'allenatore, per fare l'allenatore nel settore giovanile bisogna essere completi, qualificati, non è solo fare gli schemi o gridare. Se non fai quello che ti dico io gridando, mi dicono, è una cosa ti che faccio uscire, succede spesso. Spesso. Quindi non c'è l'organizzazione. Il mio sogno era quello di poter realizzare un settore giovanile qui in provincia di Catania, come sono organizzati quelli in Inghilterra, quelli in Germania, quelli in Alta Italia. Stiamo parlando anche di un'altra realtà economica probabilmente, però Nino, adesso non voglio difendere tante società piccole del catanese e non solo del catanese, diciamo della Sicilia in genere, però indubbiamente anche gli introiti, se dobbiamo fare le calcio sponsorizzazioni solo sono diverse. Per tenere occupati i ragazzi, cosa dal punto di vista sociale è una cosa bellissima. Cioè dire, anziché andare in giro a non fare niente fanno calcio, ma se dobbiamo fare calcio federale in questo modo meglio non farlo, non serve a niente. Scusa, non voglio essere polemico, è una tua giusta idea che io rispetto e sai benissimo quante volte ne abbiamo parlato. Nelle cose è meglio dire la verità. Assolutamente, però io ora scusa se ti interrompo, una cosa molto importante. Dimmi. Per esempio la federazione inglese ha rivoluzionato tutta l'organizzazione del settore giovanile. Questa organizzazione entrerà il prossimo anno in vigore, imitando un pochettino quello che hanno fatto i tedeschi 6-7 anni fa. Vediamo che cosa è successo in Germania con grandi io successi. Ti posso anticipare qualche cosa così, però praticamente è impossibile realizzarle qui queste cose. Per esempio, per mentalità probabilmente per mentalità, per tutto. Per esempio è di obbligo un ragazzo che fa calcio, per esempio, che ha attitudine a fare l'attaccante, deve sapere fare tutti i ruoli. Tutti gli altri ruoli. Tutti i ruoli, questa è una cosa interessante. E poi un'altra, quando selezioni i ragazzi, deve selezionare ragazzi che ti serviranno e debbono giocare allo stesso tempo
degli altri anche se sono più bravi di te. Se un ragazzo non ti va, non lo prendi e basta. Qui si mira prettamente al risultato, quindi si tende a far giocare nel proprio ruolo, anche con delle motivazioni ben chiare. Ma che cosa serve? Infatti sappiamo come siamo ridotti. Il risultato qual è? Che sono anni, se mi sbaglio qualcuno mi corregga, che di qua non esce più neanche un ragazzo. È vero, in Sicilia sicuramente, Va bene, allora comunque mi hai dato spunto adesso per presentare un servizio interessantissimo dedicato interamente alla scuola calcio del Belpasso, una delle più grosse realtà proprio della nostra Sicilia. Derecha, izquierda, el boogie boogie ha. Derecha, izquierda, el boogie boogie ha. Los chicos, las chicas, el boogie boogie ha. Moviendo la cintura, el boogie boogie ha. Derecha, izquierda, el boogie boogie ha. Derecha, izquierda, sí, sí, sí. A mí no me gusta la chica traviesa. A mí no me gusta la chica traviesa. Rubia, morena, morocha, sensual, siempre tan dispuesta para ir a bailar. Ella no tiene problemas ni horario habitual. Ella prefiere la noche para ir a jugar. Tienen algo raro en su forma de hablar, aunque dicen que eso es algo normal. Me ha dicho, cuidado, te vas a equivocar, porque tienen guardado algo muy especial. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tiene tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tiene tremenda sorpresa. He visto un amigo de la era escolar, vestidos y tacos, pendientes y más. Dije, colega. Oggi ospiti qui a Belpasso per conoscere la bellissima realtà guidata dal presidente Corrado Minervini, Belpasso che partecipa al campionato di prima categoria, ma soprattutto uno straordinario vivaio pieno di tanti ragazzini, una scuola calcio importante. Presidente, intanto partiamo da un punto fondamentale, a prescindere da quello che è in questo momento è il cammino della prima squadra, una realtà di ragazzini tantissimi che vogliono soprattutto divertirsi ed imparare anche insomma l'arte di diventare calciatori. Beh, il nostro obiettivo principalmente è l'etica sportiva, educare bene i ragazzi, farli crescere con allenamenti importanti, specifici, con dei tecnici abilitati. Noi la cosa che interessa non è il risultato, ma è la crescita, il sorriso, il divertimento dei ragazzi e soprattutto socializzare fra di loro. Questa è una cosa che io ci tengo a precisare. E credo che in questo momento sicuramente è il cammino giusto. Tra l'altro tanti tecnici, tanti ragazzini, abbracciate tra l'altro una bella fetta della provincia etnea. Beh, abbastanza, noi abbiamo ragazzi che non sono solo di Belpasso, ragazzi di Santa Maria di Licodia, ragazzi di Nicolosi, di San Pietro Clarenza, quindi vuol dire che buon operato della società Belpasso con il nostro responsabile Ferruccio vuol dire che ha prodotto dei valori umani importanti. Upon the ground, watching the clouds running around, makes me feel so. Spero che fra tanti bambini di quelli che magari stiamo cercando di crescere, qualcuno magari possa avere anche il sogno, la possibilità insomma di calcare qualche campo prestigioso in appresso. Noi intanto cerchiamo di monitorarli nella loro crescita, una crescita appunto fisica, una crescita non soltanto da un punto di vista appunto fisico ma strutturale proprio. Sì, ma anche perché come si sa i bambini subiscono molte trasformazioni, per cui sia a carico della colonna vertebrale, magari qualcuno magari un po' in sovrappeso, quindi cerchiamo di dare le giuste informazioni per appunto una crescita ottimale in tutti i sensi.
quando una squadra vince, quando un gruppo di ragazzini vince, è più bello, no? Tornare a casa con una bella vittoria. Sì, però dico sempre che dall'altro lato c'è un altro ragazzino che ha fatto la sconfitta ed è rammaricato e dobbiamo prendere anche il peso di questo. Io dico ai miei ragazzi, dobbiamo essere felici quando vinciamo, però rispettiamo sempre l'avversario, che è importantissimo, che è una cosa in realtà veramente importante. Noi a questa età vedo che c'è una grande maturità nelle altre scuole calcio, è cresciuto un pochettino, devo essere sincero, con tanti obiettivi che fanno giocare i ragazzi. C'è qualcuno sembra ancora vuole i 3 punti, ma dico ai miei allenatori che la vera gara questa non vale niente. Fate divertire i bambini, fate allenare i bambini, fate migliorare i bambini, che è la cosa più importante secondo il mio punto di vista. Io dico ai miei ragazzi, miglioriamo giorno dopo giorno, piccoli passi ma li facciamo. Io chiaramente con il 2002, lo ripeto, ho una pressione diversa rispetto a questi piccolini che magari fra 2 anni saranno anche bravini come loro, però ho raccolto molto risultato perché da tanto tempo che noi monotoniamo allenamento su allenamento sui 2002 e sono molto contento. A mí no me gusta la chica traviesa porque dicen que tiene tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa porque dicen que tiene tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91. Siamo con Francesco Nicoloso, nome storico del calcio siciliano, nonché di Belpasso. Dopo una trasferta, un'andata e ritorno dall'Argentina, è ritornato a casa e adesso addirittura allena una parte importante di una categoria che è quella appunto degli esordienti. Sì, io la passione non manca, è una cosa che mi porto sempre dentro e cerco di donarla anche agli altri. È un calcio diverso rispetto a quello che insomma giocava lei un paio di anni fa. Io credo che sia anche un calcio che porti i ragazzini un po' a distrarsi rispetto appunto a tanto tempo fa. Sì, questo sicuramente. Il nostro obiettivo è quello soprattutto di farli crescere non solo calcisticamente, ma principalmente con la testa. Cioè, debbono crescere perché si debbono formare, debbono affrontare poi in seguito il vissuto che poi sarà quello della vita, della loro vita, ed è importante questo, crescere per formare il gruppo, socializzare, essere educati, rispettare l'avversario, il prossimo, principalmente questo. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más.
Al termine di questa bella carrellata abbiamo qui il mister che allena questi giovani esordienti, primo anno della squadra del Belpasso, Giuseppe Ferruccio. Allora Giuseppe, è il loro primo anno come esordienti, quindi già il primo impatto con un calcio che è un po' più impegnativo rispetto appunto a quello dei pulcini. Sì, senza dubbio. Diciamo che i ragazzi con me sono dal terzo anno, questo è il terzo anno consecutivo che lavoriamo insieme e abbiamo un bel gruppo, come vedete, coeso, si allenano bene e stiamo crescendo. Non ti fanno arrabbiare, insomma? Assolutamente, assolutamente. È la cosa più importante poi alla fine, il gioco del calcio inteso anche come divertimento. Senza dubbio, specialmente appunto siamo una scuola calcio, quindi il primo obiettivo è il divertimento. I ragazzi devono stare bene insieme, devono divertire. Poi l'aspetto calcistico ci lavoriamo ovviamente perché è anche un nostro obiettivo, però in questo momento è in secondo piano. Una persona schietta come Mister Francesco Indelicato, che compito ingrato che c'hai, questi sono veramente piccolissimi, infatti fanno parte della categoria piccoli amici, però penso che un po' di divertimento ci sta, no? La mia più grande soddisfazione, perché chiaramente si tratta di bambini dai 5 ai 7 anni e vedo che c'è tanto impegno e soprattutto noi mettiamo tanto amore per farli crescere nel migliore modo possibile. che bugiardo. Giuseppe Trovato, mi hanno detto che sei timidissimo, ma poi quando devi lavorare con i ragazzini vedo che sei determinato, hai personalità. Sì, per me è una grande passione, loro saranno il futuro della scuola calcio e per noi e con il mio collega è un grande onore giocare e allenare i più piccoli. Ma ti ascoltano oppure sono un po' discoli? No, ci ascoltano, certe volte ci ascoltano, certe volte fanno capricci, però è normale, hanno 5 anni. L'amico è il più deciso della Tutte le categorie presenti nella scuola calcio Belpasso, questi sono i ragazzini dei Pulcini anno 2006, quindi sono veramente piccolissimi. Abbiamo Giuseppe Trovato, il loro mister, il loro educatore, quello che insomma deve insegnare le cose più importanti, prima il grande rispetto e poi eventualmente anche insomma imparare la qualità a diventare calciatori. Quello viene successivamente all'educazione, al rispetto delle regole, a stare in compagnia, a divertirsi. Il calcio è sempre un passatempo perché sono qui a giocare a calcio ma potevano stare a giocare a pallavolo, a basket. Giovanni Mignemi, allenatore della squadra giovanissimi regionali, grandissimo campionato, ma a prescindere quella che è la posizione in classifica, credo il gran lavoro che già è stato realizzato nei mesi passati e che adesso sta dando i suoi frutti. Beh, sicuramente sì, stiamo cercando di fare bene, ovviamente anche la società ci sta dando una grossa mano d'aiuto, la struttura, il presidente Corrado Minervini in prima linea. I ragazzi quest'anno mi hanno seguito, mi stanno continuando a seguire e sicuramente cercheremo di fare un buon campionato. Siamo terzi in classifica, escludendo il Catania magari che non fa classifica e molto probabilmente arriveremo ai playoff. Il Presidente ci ha dato questa possibilità quest'anno di far crescere ancora di più questi ragazzi e infatti anche quest'anno ci sono alcuni ragazzi dei giovanissimi provinciali che sono convocati nei regionali perché c'è un gruppo che promette abbastanza bene. Benedetto Milici, dirigente del settore giovanile, che bella realtà questa di Belpasso. Ma sicuramente lei avrà visto la struttura, ma oltre a questo qua c'è un circondario, un bacino di ragazzi che si possono fare delle grandi cose, come è nelle prospettive di questa società e di Corrado Minervini.
ma lei trova più soddisfazione a vedere una partita del settore giovanile o quello riguardante il momento positivo della prima squadra? Il settore giovanile dà più emozioni, calcio pulito, calcio puro, senza malizia, sicuramente preferisco il calcio giovanile.